Ben ritrovati! In questa puntata abbiamo pensato di portarvi in un luogo particolare, questo per un'occasione altrettanto particolare. Ci troviamo all'aeroporto militare di Istrana, sede del 51esimo Stormo, a una decina di chilometri da Treviso. Qui faremo un viaggio in occasione del centenario dell'aeronautica militare. Allora andiamo! Il centenario ovviamente ha visto coinvolti tutti gli enti della Forza Armata, si è iniziati il 28 marzo, giorno della Costituzione dell'Aeronautica Militare, con un Open Day dove tutti gli enti della Forza Armata hanno aperto le proprie porte per far conoscere gli assetti, le capacità e far capire alla gente comune cosa esattamente sono stati 100 anni dell'Aeronautica Militare. Poi ogni stormo e ogni ente della Forza Armata ha deciso di sviluppare durante l'anno eventi propedeutici a appunto proseguire quest'anno, incentrato principalmente nella conoscenza di quello che è la Forza Armata oggi rispetto a qualche anno fa, e è proseguita con eventi locali fino alla run del centenario, e il secondo Open Day che è stato concesso a tutti gli stormi noi l'abbiamo effettuato il 7 settembre, e appunto il 17 c'è stata la run del centenario, che un po' è stata a conclusione di quelli che sono gli eventi organizzati dalla Forza Armata per ogni singolo stormo. Ovviamente proseguiranno al 51esimo stormo anche le attività locali, quelle che abbiamo iniziato già a partire da più di un anno fa, quando ho preso il comando, che sono principalmente degli eventi propedeutici a al fare squadra con il territorio, quindi eventi dove coinvolgiamo le istituzioni locali, coinvolgiamo le industrie, coinvolgiamo ovviamente anche i cittadini, proprio per far conoscere cosa è il 51esimo stormo oggi, perché insomma negli ultimi 2 anni lo stormo ha cambiato DNA ed è passato a diventare un ente di difesa aerea della nazione. Allora, il 51esimo stormo in realtà, vivendo la Marca, che è già di per sé un'area molto vicina a quelle che sono le forze militari, in particolare gli alpini e sicuramente l'aeronautica, è inserito in un contesto dove noi ci sentiamo parte del territorio, dove le istituzioni ci sono vicine, cercano di cooperare con noi. Io mi pregio di dire che ci ritengono un assetto virtuoso della Marca, ed è così. Lo stormo principalmente è circa 1000 persone che lavorano tutti i giorni per garantire poi quello che è uno dei compiti istituzionali della Forza Armata, che è quello della difesa aerea. Quindi siamo entrati di diritto a far parte di una realtà virtuosa, che sia industriale, culturale, di arte e di sport. Qui nel Veneto noi siamo una realtà della Forza Armata virtuosa, per cui il collaborare e il essere vicini e fare squadra è veramente qualcosa che sentiamo questa responsabilità, siamo coinvolti, cerchiamo di coinvolgere appunto le altre istituzioni, e questa cosa ci fa sentire parte di questo bellissimo team che si vive qui nella Marca. Numerosi sono stati gli eventi e le iniziative organizzate per celebrare questo particolare compleanno, sia in tutta Italia che anche e soprattutto a livello locale. Anche qui a Istrana, dai 2 Open Day che hanno totalizzato circa 80.000 presenze, alle manifestazioni sportive con una corsa podistica che ha visto all'incirca 4.000 presenze, fino a una mostra itinerante dedicata al centenario a Palazzo dei 300 a Treviso. La storia nazionale si intreccia con quella locale. La base dell'aeronautica di Istrana, sede del 51esimo Stormo,
ospita un museo storico che raccoglie testimonianze importanti per capire il passato e quindi il presente di questo corpo militare. Intanto il 51esimo Stormo è nato a Ciampino Sud il 1° ottobre del 1939 ed è, come primo simbolo, aveva il gruppo rosso su sfondo nero, Ostibus terrore per i nemici. Ma prima della seconda guerra mondiale c'erano delle esercitazioni in volo tra gli SM-79, che come simbolo avevano 3 storcetti verdi, e i velivoli del 51esimo Stormo. A quei tempi, all'inizio, avevano i CR-32, eccoli qua. Chiaro, è come una 500 contro una Ferrari. La Ferrari ha sempre vinto, però nel frattempo alla 350esima squadriglia del 51esimo Stormo sono arrivati i famosi G50, erano molto più performanti, più tutto, e allora hanno detto ok, rifacciamo la gara, cioè era un'esercitazione più che altro. In quel caso abbiamo vinto noi. Quando i nostri piloti sono scesi dal velivolo, hanno detto: avete trovato il gatto nero dei vostri topi. Non solo creare un legame con i cittadini e il territorio, ma anche aiutare chi è in difficoltà. Il ricavato di ogni singolo evento, infatti, andrà devoluto all'AIRC nell'ambito del progetto Un dono dal cielo, per acquistare strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, l'Istituto di Oncologia Molecolare dell'AIRC. Oggi, nel 2023, l'aeronautica militare è un'opportunità per tutti i giovani. Si entra in aeronautica militare sia nel profilo da ufficiale e sia nel profilo da sottufficiale. Per qualsiasi categoria si voglia concorrere o provare ad entrare in Forza Armata, sappiate che per tutti c'è un profilo di laurea inizialmente, per poi una specializzazione e poi un master. Per cui il giovane di oggi viene immesso in Forza Armata con una preparazione anche culturale abbastanza elevata. Dopodiché, sempre nel 2023, l'aeronautica ovviamente vola velivoli di quarta, quinta generazione, ma anche assetti elicotteri, a pilotaggio remoto, da trasporto, che sono tecnologicamente molto avanzati. Quindi potete capire bene che una tecnologia più avanzata necessariamente richiede una preparazione più avanzata, una specializzazione più avanzata, per cui il giovane oggi entra in Forza Armata e si specializza in un campo, si specializza molto nel dettaglio, in un campo ben specifico, che sia dal pilota all'ingegnere, al medico, al manutentore, al controllore di torre, alla responsabile del personale, alla parte amministrativa, giuridico, legale. Quindi c'è uno spettro di opportunità veramente incredibile e, appunto, ripeto, sia per ufficiali che sottufficiali. Questa cosa, ripeto, nel 2023 penso che sia un'opportunità concreta per un giovane di potersi formare sia culturalmente e sia professionalmente. Quindi spero veramente che iniziamo a far capire noi, da parte nostra, bene cos'è l'aeronautica militare. L'aeronautica militare oggi è tecnologia, quindi entrare in aeronautica militare significa sicuramente nei prossimi anni, nei prossimi decenni, dove potete immaginare la tecnologia farà dei passi da gigante, ci costringerà ad essere al passo, significa che i nostri giovani saranno sempre più specializzati, per cui, guardando quello che c'è fuori, penso che siamo una ottima alternativa.
le cose da raccontarvi sono tante. Per questo abbiamo deciso di dividere il nostro viaggio in 2 parti. Per il momento noi ringraziamo il personale del 51esimo Stormo, vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo alla prossima puntata. A presto!